Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Scandalo Tangenti e la sanità in Sicilia, confermati gli arresti domiciliari per Cuffaro, l'ex governatore è accusato di associazione a delinquere e corruzione. Etna, vulcano innevato e fontane di lava, chiusi gli accessi oltre i 2500 metri, voli regolari all'aeroporto di Catania. Meteo, allerta gialla in Sicilia, forti raffiche di vento, temperature in picchiata a Siracusa e in altre località dell'isola. A Palermo, spacca a picconate la vetrina di un locale, porta via la cassetta di sicurezza, magro il bottino, 10 euro. A Palermo è sempre allarme sicurezza e polemica sui vigilantes privati. Turisti affollano Palermo e non considerano la città violenta. Fra Natale e Capodanno si calcola saranno oltre 115.000 passeggeri in transito in aeroporto. Il rito degli avanzi a tavola, col diretti l'84% delle famiglie cerca di riciclare, ma ancora tanto cibo viene sprecato. Calcio, oggi al Barbera Palermo-Padova, obiettivo chiudere il 2025 con una vittoria. Inzaghi, vogliamo fare una grande partita. Il Catania si gode il primato e le ultime ore di riposo prima della ripresa degli allenamenti. Dal mercato potrebbe arrivare presto il colpo Bruzzaniti. Bentrovati. Inchiesta sulla sanità siciliana, è stata respinta la richiesta di revoca della misura cautelare per Cuffaro. L'ex governatore resta ai domiciliari. Marco Carli. Il riesame respinge il ricorso e l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro resta ai domiciliari. È accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai legali di Cuffaro e l'ha condannato al pagamento delle spese del giudizio. Salvatore Cuffaro è coinvolto nell'inchiesta della Procura di Palermo sulla sanità siciliana, su appalti pilotati e concorsi pubblici in aziende sanitarie e ospedaliere. L'ex presidente della regione siciliana è accusato di aver avuto un ruolo apicale in un comitato d'affari che ha gestito nomine, concorsi pubblici e appalti. I giudici hanno rigettato anche la richiesta di riesame portata avanti dall'ex autista e fedelissimo di Cuffaro, Vito Raso, anche lui coinvolto nell'inchiesta a cui era stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale della Libertà di Palermo aveva respinto anche la richiesta di riesame formulata per Roberto Colletti, ex manager di Villa Sofia e Civico, anche lui indagato nell'inchiesta sulla corruzione nella sanità, confermati gli arresti domiciliari. Incidente mortale nella notte nel Ragusano, nei pressi dell'ospedale Giovanni Paolo II. C'è stato un violento scontro frontale tra due auto. Nell'impatto ha perso la vita un 19enne alla guida di uno dei mezzi, ferito l'altro conducente, trasportato d'urgenza in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. L'Etna continua a dare spettacolo, tra neve e fontane di lava alte fino a 200 metri, una perfetta cartolina delle feste per i turisti e amatori del vulcano. Intanto diminuisce anche il tremore. È operativo l'aeroporto Fontanarossa. Desiree Ferlito. Cambia scenario l'eruzione in corso sull'Etna, dove l'attività eruttiva dai crateri sommitali si è trasformata in fontane di lava alte 150-200 metri, accompagnata dall'emissione di cenere vulcanica. Una nuova colata di lava si propaga verso est dal fianco della voragine. L'Etna ritorna puntuale a riprendersi la scena, tra vette innevate e lava incandescente. Una perfetta cartolina di Natale per turisti e amatori del vulcano più alto d'Europa. Intanto si legge in una nota dell'INGV di Catania i valori del tremore vulcanico diminuiscono gradualmente, attestandosi su livelli medio-alti. Da una bocca che si è aperta sull'alto fianco orientale del cratere Voragine ci sono state sporadiche emissioni di cenere e da lì avrebbe avuto inizio un flusso lavico che si sta dirigendo verso la parte alta della valle del Bove. Al momento rimangono chiusi gli accessi dei turisti alle aree del vulcano al di sopra dei 2500 metri di quota per la probabilità di formazioni improvvise di fontane di lava. L'attività non ha compromesso al momento l'operatività dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Occhi puntati anche sul vulcano Stromboli dell'arcipelago delle Eolie, dove è presente un trabocco lavico. Dalle immagini del sistema di monitoraggio dell'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, è visibile un piccolo flusso lavico che si sta riversando dall'area craterica nord. La lunghezza di questa colata è di alcune decine di metri e rimane stazionaria da diverse ore.
E per quanto riguarda il meteo, il tempo è instabile, con folate di vento che sfiorano oltre i 50 km/h, cielo coperto e in alcune zone della Sicilia anche pioggia ed è allerta gialla. Secondo gli esperti, Capodanno sarà tra i più freddi degli ultimi anni. Francesco Aloi. Il giorno dopo Santo Stefano, mezza Sicilia è in allerta gialla. Il vento si fa sentire, con folate vicine ai 50 km/h. In poche parole, si vola. Sì, esattamente, si vola, ma noi non temiamo freddo, viviamo a Milano, per cui teniamo duro. In qualche modo ci piace, ecco, perché porta dell'aria fresca. Qui siamo a Siracusa, vento forte, mare mosso e temperature basse. D'altronde è inverno e dovrebbe essere la normalità, anche se da queste parti al freddo non ci si abitua mai. E lo accettiamo ben volentieri, non siamo preparati come siciliani, però va bene così. Che stando sempre qua, magari fanno 14 gradi, per noi è già freddo. Ma la domanda a cui tutti vogliono una risposta è: che tempo farà a Capodanno? Come vediamo in queste mappe del CNR Lamma, l'ultimo giorno del 2025 potrebbe piovere, soprattutto nella fascia orientale dell'isola, ma l'1 dovrebbe splendere il sole. Sul fronte temperature, per gli esperti sarà uno dei capodanni più freddi. Le minime si aggireranno nella notte di San Silvestro attorno ai 4, 5, 6 gradi in pianura e le massime non oltre i 10-12 gradi, quindi farà un po' più freddo del normale. Comunque i concerti in piazza dovrebbero essere salvi, anche se forse è ancora presto per dirlo. Si sa, il tempo cambia in un batter d'occhio. Copriamoci bene, altrimenti ci ammaliamo tutti. L'acqua che c'è è l'acqua negata 2 volte, paradossi siciliani da verificare nel secondo caso, ma che fotografano una situazione ancora fortemente critica nel settore del rifornimento idrico, come hanno scritto i giudici della Corte dei Conti. Orazio Longo. L'acqua pagata 2 volte, il paradosso potrebbe essere tutto siciliano, considerando la grave crisi idrica che ormai da anni ha superato la soglia dell'emergenza, diventando cronica. La polemica nasce con il servizio idrico agrigentino. AICA, l'azienda idrica locale, ha inviato una lettera a Sicilia Acque, la società partecipata della regione e controllata da Italgas, che fino al 2044 gestirà sul territorio regionale il servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione dell'acqua potabile, occupandosi della distribuzione idrica, dalle grandi infrastrutture alle condutture di competenza degli ATO, per chiedere quanta dell'acqua che viene inviata nel territorio agrigentino provenga dal dissalatore di Porto Empedocle. Non è ammissibile, scrive AICA, che una medesima produzione idrica finanziata con risorse pubbliche regionali venga ulteriormente fatturata, generando una duplicazione del corrispettivo. Una questione da verificare e che attende risposte, sollevata anche da Legambiente Sicilia, che chiede di sapere quanta acqua ha prodotto il dissalatore di Porto Empedocle. I magistrati contabili intanto, nel referto sulla gestione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico, sottolineano come siano ancora scarsi i progressi nella gestione delle criticità tecnico-impiantistiche, con specifico riferimento all'elevatissima percentuale di dispersione idrica totale in distribuzione, calcolata nel 51,6%. Resterà ai domiciliari anche nei prossimi giorni l'ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina, Francesco Dal Contres. Il chirurgo plastico è agli arresti domiciliari dallo scorso 5 dicembre per concussione, corruzione, induzione indebita e truffa aggravata. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Rosa Raffa e dalla sostituta Giorgia Spiri. A Palermo distrutta con una picconata la vetrina di un locale a pochi passi dal Politeama, il bottino 10 euro. Vi mostriamo il video di quanto accaduto intorno alle 4 di stamattina. Marco Gullà. La vetrata di un locale è accaduto intorno alle 4 di stamattina in via Villafranca, Palermo, a pochi passi da piazza Castelnuovo. L'interazione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Le immagini mostrano una persona che, dopo aver distrutto il vetro, entra nel locale e porta via una cassettina di sicurezza con all'interno 10 euro e 2 bottiglie di alcolici. Per il locale si tratta della seconda spaccata nel giro di un anno. L'uomo ha il tempo di uscire tramite il varco che si è creato mentre l'allarme suona già da un po'. Un altro episodio che si lega al filone di insicurezza che ormai regna in città. Qualche giorno fa il ferimento di una ragazza colpita dalla pallottola di un fucile in possesso di un ragazzo di 21 anni. Giuseppe Calì resta in carcere
Oltre alla detenzione del fucile, per cui è scattata la flagranza di reato, Calì è indagato anche per tentato omicidio, ma la lista delle contestazioni potrebbe cambiare. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo non crede alla versione del ragazzo, che ha detto di aver trovato il fucile in un cassonetto e di avere sparato accidentalmente. È polemica a Palermo sull'appalto attraverso il quale il comune ha deciso di ricorrere a un'azienda di guardie giurate per rafforzare i controlli in città nel periodo delle feste. Ci dice di più Manlio Viola. 40.000 euro per 30 vigilantes impegnati per 9 giorni dal centro alla periferia. È polemica sulla scelta dell'amministrazione comunale di ricorrere ad un'azienda di vigilanza privata nel periodo delle feste in città per rafforzare i controlli. Una interrogazione è stata presentata dalla consigliera del PD Mariangela Di Ganci, che contesta l'affidamento diretto dell'incarico alla Sicurtrasport, quindi senza gara e senza passare dal Consiglio Comunale, ma contesta anche l'efficacia del ricorso alla vigilanza privata, visto che le guardie giurate non hanno potere di polizia. Dall'amministrazione comunale replicano ricordando che le pattuglie non girano da sole ma insieme ai vigili urbani. Sul fronte di cittadini e commercianti l'idea invece viene salutata con favore. Per il Codacons la norma lo prevede, ma non bisogna dimenticare che deve essere comunque lo Stato a garantire sicurezza in via prioritaria. D'accordo Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, per la quale il ricorso alla vigilanza privata è comunque un buon provvedimento tampone. Non possiamo permetterci assolutamente di disperdere il patrimonio di Palermo accogliente, Palermo bella, mai e poi mai Palermo insicura e violenta. Stiamo percependo una maggiore presenza delle istituzioni, dello Stato, delle forze dell'ordine, e questo è importante che continui in questa direzione con ancora più incisività, con ancora più risultati. Intanto la notte di Natale i vigilanti hanno impedito una incursione nel cantiere di ristrutturazione del Palazzo delle Aquile, sede storica del comune di Palermo, attualmente chiusa per lavori. Anche nel quartiere periferico della Zisa la loro presenza è stata salutata con favore fra i giardini monumentali dell'omonimo castello frequentati dalle famiglie. Adesso una breve pausa, poi parleremo dei turisti a Palermo, ma anche degli sprechi alimentari. A tra poco. Sono tantissimi i turisti in questi giorni a Palermo e crescono anche i passeggeri in aeroporto. Sentiamo Manlio Viola. L'allarme sicurezza che tanto preoccupa la città di Palermo e gli operatori economici non sembra invece spaventare i turisti. Superato lo stereotipo di Palermo e mafia, la città non viene più considerata né violenta né insicura. Lo testimonia il boom proprio di turisti nel periodo delle feste. I dati dell'aeroporto parlano di 115.000 passeggeri in transito fra Natale e Capodanno, esattamente dal 22 al 28 dicembre, quindi non ancora per il primo dell'anno. C'è una crescita significativa del traffico internazionale superiore al 20%, mentre diminuisce il traffico domestico, ovvero quello italiano, ma solo del 5%. A fronte di questi dati anche gli albergatori mostrano un trend di cambiamento. Si arriva dal 22 dicembre prima rispetto agli anni passati. I dati di Federalberghi parlano di occupazione media del 50% nelle strutture di Palermo e provincia e di una permanenza media di 3 giorni dei turisti che arrivano in questo periodo. Le presenze però crescono dal 28 dicembre in poi con l'avvicinarsi di Capodanno, quando gli alberghi faranno registrare il tutto esaurito. Sono i primi segnali di destagionalizzazione che però si accompagnano con la crescita delle tariffe medie del periodo. La città viene ancora percepita come sicura e vivibile e questo è testimoniato dalla permanenza media di 3 giorni, che mostra anche quella un trend in crescita. La crescita della sensibilità ambientale e sociale ha visto l'84% delle famiglie italiane portare in tavola nel giorno di Santo Stefano gli avanzi della vigilia e del pranzo di Natale, ma rimane ancora alta la quantità di cibo che viene buttata via. Orazio Longo. Il rito degli avanzi a tavola sembra ormai essere diventato un punto fermo delle abitudini alimentari del nostro paese. In particolare nel periodo delle festività si alza l'attenzione verso la tematica dello spreco alimentare. Secondo uno studio Coldiretti XE, l'84% delle famiglie ha mangiato nella giornata di ieri, Santo Stefano, quello che non aveva consumato tra vigilia e pranzo di Natale. Ma nonostante le buone intenzioni rimane ancora altissima la quantità di cibo buttata via, visto che solo nel 9% delle case si è riusciti a consumare tutto quello che si era preparato. Le pietanze che finiscono nella spazzatura, stima Coldiretti, valgono circa $500 milioni.
Secondo l'analisi fatta su dati dell'osservatorio Waste Watcher International, ogni italiano butta 556 grammi di cibo alla settimana nel cassonetto. Nella top 5 dei prodotti più sprecati figurano la frutta, la verdura, il pane, le insalate e poi cipolle, aglio e tuberi. Si getta via più cibo al sud che non al nord, nei comuni medi più che nei comuni grandi, nelle famiglie senza figli rispetto a quelle con figli. Tra i comportamenti antispreco suggeriti, regole basilari come quella di congelare i cibi che non si intendono mangiare subito, mangiare prima il cibo deperibile, calcolare bene le quantità quando si è ai fornelli. La speranza allora è che tra sobrietà e buona volontà, tutorial e blog su come riutilizzare gli avanzi, si possa far meglio a partire già da Capodanno. Bene, oggi è sabato e come tutti i sabati su Telecolor, subito dopo questo nostro telegiornale, torna il punto con Luca Ciliberti che ci dice quali saranno gli argomenti di oggi. Grazie Adelaide. Allora, dopo il telegiornale ovviamente parleremo di questo fine anno degli italiani, dei siciliani, insomma stipendi che non bastano mai, potere d'acquisto del denaro ridotto al minimo, c'è una manovra economica che il governo dovrà votare entro il 31 dicembre con tante questioni che riguardano ovviamente anche le tasche degli italiani, ovviamente dei siciliani. Quindi, insomma, di questo parleremo con i nostri ospiti. Con noi ci sarà il deputato alla Camera Filippo Scerra, ci sarà l'europarlamentare Ruggero Razza, giornalisti, insomma tanti ospiti che animeranno il dibattito. All'inizio però della trasmissione abbiamo chiesto a Pippo Pattavina, un grande attore, un grande intellettuale della nostra Sicilia, un uomo molto ironico nel suo esternare i suoi pensieri, di darci di raccontarci l'attualità, una fotografia dell'attualità che sta vivendo Catania e la Sicilia. Lo faremo subito dopo il telegiornale in anteprima, quindi insomma anche oggi un'anteprima gustosa. Grazie Luca, quindi l'appuntamento è alle 14.30 subito dopo questo nostro telegiornale. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Nel pomeriggio al Barbera Palermo-Padova, Inzaghi vuole una vittoria per chiudere al meglio il 2025. Sentiamo Marco Gulla. Palermo arriva bene, dobbiamo chiudere l'anno nel migliore dei modi. Insomma, sappiamo che verrà tanta gente, ci teniamo a fare una grande partita. Pippo Inzaghi traccia la strada per far passare al suo Palermo e ai tifosi rosanero un capodanno sereno. La vittoria del Monza di ieri sul campo del Modena mette ulteriore pressione e allora oggi pomeriggio al Barbera contro il Padova il Palermo non ha alternative, occorre una vittoria. Che sarebbe molto importante per noi, per la nostra classifica, per dare seguito alle 3 vittorie e il pareggio che abbiamo fatto nelle ultime 4 partite. Per cui speriamo di fare una grande partita, abbiamo un grande rispetto per il Padova, ma giochiamo in casa e voglio vedere la mia solita squadra. Ecco cosa si aspetta Inzaghi dopo il mezzo passo falso di Avellino. Di tornare a fare quello che abbiamo fatto, ormai quello che è stato. È chiaro che c'è il rammarico perché a un certo punto potevamo portarla a casa, però questo è il calcio, bisogna saper accettare i risultati del campo, pensare che come dicevo prima, nelle ultime 4 partite abbiamo fatto il nostro dovere, per cui dobbiamo ritornare a fare quello che in casa abbiamo fatto ultimamente, ma sono sicuro che davanti a uno stadio del genere la squadra farà una grande partita. Il tecnico rosarino deve fare i conti con diverse assenze nel reparto difensivo. Bagni e Achite saranno indisponibili per squalifica, mentre per Pierozzi si è scelto di non correre rischi. Il suo rientro dovrebbe essere previsto dopo la sosta. Buone notizie invece arrivano da Beresischi, ormai vicino al pieno recupero e candidato a partire dal primo minuto contro il Padova. Sulla fascia destra possibile titolarità per Giasi, in avanti Palumba e Ledoron, a spalleggiare poi Ampalo. Si inizia alle 17:15. E il Catania si gode il primato e le ultime ore di riposo prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani. Ai giocatori più impegnati finora Toscano conta di aggiungere qualche altro protagonista anche attingendo dal mercato. Bruzzaniti è sempre più vicino. Marco Carli. Gruppo compatto, con alcuni giocatori che sono quasi sempre presenti. Come in ogni buona squadra che si rispetti, il Catania può contare su alcuni elementi che rappresentano la colonna portante per minuti giocati e prestazioni. Il primo di tutti è Dini, l'unico che ha giocato tutte le partite dall'inizio alla fine. I dati parlano chiaro e sono ultra noti. Migliore difesa e un intero girone senza subire gol in casa. Tanto merito del portiere, ma l'asse si completa con Di Gennaro, protagonista al centro della retroguardia. Una sola gara saltata per squalifica, l'ultima. Le ha giocate tutte casa
Casasola, sostituito in soli 4 match. La retroguardia vive anche di un altro giocatore divenuto una certezza come Celli, anche lui fra i più impiegati in assoluto. Dal pacchetto arretrato nascono tante fortune, così come dai giocatori d'attacco. Forte e Lunetta sono gli esempi migliori. Gol e prestazioni, mentre altri attendono di dare il loro contributo al meglio, come Rolfini. Il girone di ritorno potrebbe essere quello della sua consacrazione. Il giocatore ha già fatto vedere buoni colpi e aveva anche segnato nella partita di Potenza. Il gol gli è stato poi annullato ingiustamente. Lì davanti, nella batteria dei trequartisti, potrebbe anche arrivare il primo squillo di mercato. La speranza è di avere Bruzzaniti già per Foggia. Vedremo. Apertura ufficiale delle trattative il 2 gennaio. Squadra da domenica di nuovo in campo per allenarsi in vista del primo impegno del 2026 che Telecolor trasmetterà in diretta. Siracusa e Trapani riprendono gli allenamenti dopo la pausa natalizia. Domenica tocca agli azzurri, lunedì ai Granata. Sergio Colosi. Delle altre 2 siciliane di Serie C, la prima a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti sarà il Siracusa, domenica prima seduta per gli azzurri. Il centrocampista Ba piace al Cosenza, che però difficilmente accetterà le richieste economiche del club aretuseo. Il prossimo 4 gennaio, nella prima giornata del girone di ritorno, Siracusa al De Simone contro la Salernitana. Negli ambienti sportivi cittadini si parla delle dichiarazioni del presidente Ricci, che in una lettera aperta ha annunciato che farà fede agli impegni assunti. Rimangono però dubbi e incertezze sul futuro societario, alimentati dalla penalizzazione in arrivo da 4 a 6 punti. La classifica rimodulata è un tema caldo anche per il Trapani. Da lunedì 29 stop alle vacanze dei Granata, attesi da novità di mercato. In partenza i calciatori più richiesti per ridurre il monte ingaggi, come stabilito da Antonini. Alla ripresa del campionato il 4 gennaio il Trapani ospiterà il Casarano. Difficile ipotizzare oggi con quale formazione, perché il 2 aprirà il mercato e c'è chi potrebbe non tornare più in città. Futsal, questa sera alle 20:30 al Palacatania, big match fra Meta e L84 Torino. Di fronte le prime della classe. La Meta è in testa alla classifica e reduce da 6 vittorie consecutive. I piemontesi inseguono al secondo posto e provengono da 4 vittorie e un pareggio. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.